È tutto pronto per la messa in sicurezza delle vie Gallo e Boccerie traverse della via Atenea, fino a qualche anno fa definite le strade dell'amore a pagamento. Da anni ormai questa zona rappresenta un vero e proprio pericolo per l'incolumità della gente. Diverse catapecchie fanno da cornice ad un luogo lugubre, triste. Adesso, dopo una grande attesa, finalmente manca poco all'inizio dei lavori di messa in sicurezza dell'ex albergo Gorizia e di uno stabile esso limitrofo. In entrambi i casi si tratta di edifici pericolanti. Per quanto concerne l'ex struttura alberghiera, a mettere in sicurezza le parti a rischio sarà la protezione civile, che successivamente si rivarrà sui proprietari. La palazzina attigua invece sarà messa in sicurezza dagli stessi proprietari, che hanno deciso di ottemperare all'ordinanza del comune di porre argine ai pericoli. La messa in sicurezza dei due edifici consentirà al comune di rendere nuovamente transitabili questi tratti del centro storico. E dalla parte bassa, quella alta della zona più antica della città dei Templi, tra 2 giorni i vigili del fuoco del SAF termineranno le operazioni di puntellamento dell'ex palazzo Lo Iacono Maraventano, venuto giù nella notte tra Pasqua e lunedì dell'Angelo scorsi. Non appena l'intervento di puntellamento verrà ultimato, cominceranno le operazioni cosiddette di fascia. Insomma, i lavori sono ormai entrati nel vivo e marciano speditamente. Una vicenda che si trascina purtroppo da 7 mesi, dicevamo. La gente spera, prima di Natale, di poter rientrare nelle proprie abitazioni, ma soprattutto di vedere la zona liberata dalle macerie. Prima però bisognerà attendere che i vigili del SAF concludano le operazioni di messa in sicurezza del muro di sostegno, rimasto incredibilmente intatto.